Pesante vittoria della Pro Favara a Misilmeri che ribalta il risultato e si aggiudica lo scontro diretto con il Doncarlo e lo scavalca al terzo posto nella classifica del campionato d'eccellenza Girone A. Il successo dei favaresi porta la firma dell'attaccante Calogero Lapiana, autore di una doppietta che conferma il suo valore e il suo peso nell'autonomia del gioco dei ragazzi di Mister Catalano. Sì, devo fare veramente complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita, hanno lavorato tanto in queste feste e siamo partiti un po' contratti, forse un po' di paura, però devo dire che dopo il gol fortunoso, perché c'è stata una deviazione, abbiamo avuto la forza di riprendere la partita attraverso il gioco, perché credo che abbiamo fatto 45 minuti ad alto livello, giocando la palla, attaccando gli spazi, creando situazioni. Abbiamo pareggiato la partita, la seconda parte della partita siamo partiti anche bene, l'abbiamo ribaltata e poi credo che abbiamo gestito, non dico bene, però discretamente, anche se abbiamo concesso qualcosina, ma credo che sia anche un po' normale. Lapiana, l'uomo partita, ha segnato anche di testa. Calogero è un nome importante, ma non solo lui, non mi piace parlare dei singoli perché oggi credo che tutti, dagli under agli over, hanno fatto una grandissima partita, sia chi è partito titolare sia chi è entrato dalla panchina, quindi l'ho sempre detto, è un gruppo importante e questo mi fa ben sperare per il proseguo. Noi dobbiamo pensare soltanto adesso a noi stessi, abbiamo messo già la prima partita da parte. Adesso penseremo alla prossima, anche perché poi non c'è più tempo di recuperare, quindi bisogna sbagliare il meno possibile. E Calogero Lapiana, l'uomo gol, l'uomo partita, naturalmente assieme a una Pro Favara che oggi è stata grande. Diciamo l'uomo gol è grazie soprattutto ai miei compagni che mi mettono in condizione di poterlo fare. Poi diciamo che oggi sapevamo che è una partita molto importante. I primi 10 minuti non abbiamo fatto un approccio come desideravamo, però poi siamo usciti. Dopo il 20° del primo tempo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Avete catapultato il risultato da un gol subito a 2 gol fatti, una cosa bella. Sì, una cosa bella che poi forse in questo campionato era la prima volta che ribaltavamo una partita. Sì. Quindi siamo contenti, ci godiamo questa vittoria e da martedì ripartiamo pronti per la prossima partita di domenica in casa. È stato il Misilmeri ad andare in vantaggio al 12° con una punizione dal limite dell'area di Congialdi deviata dalla barriera che spiazza il portiere favarese Eire. Ci vogliono alcuni minuti per la Pro Favara per riordinare le idee. Inizia così un'altra partita con la Pro Favara che alza il baricentro e costruisce azioni di gioco. Il pareggio arriva al 42° con Calogero Lapiana che con un perfetto diagonale dalla sinistra insacca al margine del secondo palo. Stessa storia alla ripresa. Al terzo De Luca difende una palla a centrocampo, lancia sulla tre quarti Graziano che temporeggia un attimo, crossa e al centro c'è Lapiana che insacca di testa. Al 51° i padroni di casa restano in 10. Congialdi colpisce Lupo mentre è a terra. L'arbitro se ne accorge e non esita ad estrarre il cartellino rosso. Sull'arbitraggio si scatena il disappunto del presidente del Doncarlo Misilmeri che nell'intervista di fine gara non risparmia accuse all'arbitro Mansour Fayet della sezione di Brescia. Intanto faccio un plauso al Favara che è venuto a fare e ha fatto, come è giusto che sia, una grande partita. Meno posso dire dei miei ragazzi purtroppo, ma durante queste 3 settimane abbiamo avuto più imprevisti che possibilità di allenarci al meglio. Detto questo, visto che a fronte di alcune nostre richieste, di alcune nostre lamentele nel corso delle 15 partite precedenti sull'atteggiamento, soprattutto atteggiamento da parte degli arbitri, io comunico a tutti che da questo momento in poi deciderò all'ultimo minuto, e a chi sta bene continua a fare parte della Doncarlo Misilmeri e a chi non gli sta bene se ne può anche andare, di stabilire quale squadra mandare in campo, se mandare i 2005, i 2004, i giovanissimi, gli allievi, la juniores, perché visto che nella totale incapacità di gestire una partita e di mandare una terna arbitrale all'altezza di uno scontro al vertice come quello tra Misilmeri e Favara, ovviamente a questo punto, e visto che non vengono
tutelati né gli investimenti miei né gli investimenti del Favara né delle altre squadre, perché quello che è successo oggi a noi può succedere a tutte le squadre che fanno parte del girone di eccellenza, del torneo di eccellenza. Importante i 3 punti, importantissimo il passo avanti in classifica, ma soprattutto quello che hanno fatto i ragazzi oggi in campo. Si è vista una bella squadra. Noi abbiamo acquistato consapevolezza delle proprie forze, perché i ragazzi dopo la sosta hanno lavorato tanto, si è fatto quasi un ritiro precampionato, come si suol dire, perché il mister ha fatto lavorare tantissimo questi ragazzi. Ma ripeto, come abbiamo lasciato il campionato col punteggio finale a Enna, che era un punteggio, ripeto, per chi ha visto la partita si può perdere, ma non in quel modo. Quindi sempre sfortuna non dovevamo avere. Oggi mi sembrava la stessa partita, perché poi insomma stiamo parlando di una squadra fortissima, una delle, secondo me la più attrezzata in questo momento per vincere il campionato. Col cambio di allenatore, un allenatore importantissimo, un allenatore ha fatto certe categorie, quindi col cambio dell'allenatore si aspettavano che loro triplicavano le forze, come succede di solito. E invece i ragazzi sono stati meravigliosi, anche perché vincere queste partite non è facile per nessuno.